Indagine conoscitiva sul fenomeno migratorio ad Agrigento, il prefetto in audizione, un racconto drammatico tra fughe ed episodi di violenza sessuale. Gara di solidarietà per Ravanuso, un favarese mette a disposizione la sua villa per ospitare gli sfollati. Sciopero generale di CGIL e UIL, Piazza Verdi a Palermo è una delle 5 piazze della protesta dei lavoratori. Commissariate dal 2013 da Rosario Crocetta, sono rimaste per 9 anni in un limbo. A gennaio dovevano svolgersi le elezioni di secondo grado, ma l'ARS rinvia ancora con la speranza di tornare alle elezioni dirette. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'indagine conoscitiva sul fenomeno migratorio. Il prefetto di Agrigento in audizione dinanzi al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. Un racconto forte e drammatico tra numeri, fughe ed episodi di violenza sessuale. C'è il servizio. È durata poco più di mezz'ora l'audizione del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, davanti il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. Al centro dell'audizione, breve ma intensa, la situazione del centro di accoglienza Villa Sicania di Siculiana, spesso teatro di rivolte, aggressioni alle forze dell'ordine, fughe di massa e recentemente gravi fatti di violenze sessuali che hanno visto protagonista una gang di minori. Agrigento è la provincia degli sbarchi per antonomasia, ha sottolineato il prefetto. La gestione del fenomeno migratorio in questa provincia ha delle caratteristiche diverse da quella del resto d'Italia. Lavoriamo molto sull'accoglienza, c'è un lavoro capillare di identificazione di tutti i soggetti che mettono piede sul territorio nazionale o di gente positiva al Covid che va sulle navi quarantena. Sulle navi già da diversi mesi salgono soltanto i minorenni che vengono sistemati secondo criteri di settorializzazione. I minorenni e le persone vulnerabili invece è il territorio che li accoglie in strutture appositamente dedicate per la quarantena, al termine del quale vengono poi trasferiti in centri di prima accoglienza, spiega il prefetto di Agrigento che continua il suo racconto. In questa provincia ci sono 3 centri di accoglienza, quello di Villa Sicania è un ex albergo molto grande che è stato attivato nell'aprile 2020. Il centro in realtà come struttura potrebbe contenere centinaia di persone, ma abbiamo mantenuto un target abbastanza contenuto che va dalle 100 alle 180 persone che in qualche momento di criticità sono diventate anche di più. Solo ragazzi che aspettano di fare la quarantena e andare nel sistema di accoglienza. Qualunque ritardo scatena però intemperanze, specie nei migranti di nazionalità tunisina. Sono tutte situazioni che conosciamo perché c'è un presidio di polizia H24. È vero che si sono verificate delle fughe. E poi il prefetto di Agrigento continua il suo racconto narrando gli episodi di violenza a Villa Sicania. Quello che è successo i primi di questo mese è un fatto molto grave. Ci sono ancora indagini in corso e chiaramente non sono in grado di dire alcunché su questo punto. Il fermo di polizia è avvenuto l'8 dicembre, ha riguardato 7 cittadini egiziani, di cui 6 minori e un maggiorenne, che sono stati denunciati. Il maggiorenne arrestato e dislocati in strutture di accoglienza fuori la provincia. I reati contestati sono gravi: sequestro di persone, estorsione, violenza sessuale, furto e percosse in concorso. Le vittime sono 4 ragazze minorenni di nazionalità tunisina. Queste persone sono arrivate l'1 dicembre a Villa Sicania, un gruppo di 21 immigrati, di cui solo uno maggiorenne. Quest'ultimo è stato portato qui perché si tratta di un disabile con patologie, senza un braccio, senza un piede. Arrivato al centro di accoglienza, gli operatori si sono accorti che si era in presenza di una situazione particolare con una personalità forte che rimarcava la sua autorevolezza, provocando liti per poi fare il pacere. Il 6 dicembre c'è stata una rissa, subito sedata, ma gli operatori del centro continuavano ad avere perplessità e dubbi perché vedevano alcuni ragazzi tristi, introversi, preoccupati. Lì è scattata l'attività di indagine, di colloquio per fare in modo che queste persone parlassero. Nell'arco di qualche giorno qualcuno ha iniziato a parlare raccontando che durante la notte l'egiziano, accompagnato da 6 minori, faceva prelevare questi ragazzi dalle stanze con molestie e estorsioni perché volevano il pocket money. Quando è emersa questa testimonianza condivisa con altri 3 ragazzi, il gestore si è sentito con gli uffici della prefettura e abbiamo coinvolto l'autorità di polizia.
si sono recati a Porto Empedocle con i ragazzi che hanno testimoniato. La polizia ha immediatamente interessato la procura di Agrigento e subito i presunti responsabili sono stati fermati. Prosegue poi il prefetto: le 4 vittime le abbiamo trasferite in un altro centro di prima accoglienza, avendo l'attenzione di farli seguire anche da un punto di vista psicologico. Quello che è accaduto è gravissimo, ma è emerso anche grazie al fatto che l'attenzione sia all'interno che all'esterno del centro è massima. Il centro è gestito da una cooperativa con una convenzione che abbiamo rinnovato il 12 novembre. Di giorno ci sono 2 o più operatori, mentre la sera 1 al massimo. Al momento ci sono 70 migranti. Lo scopo è quello di non elevare troppo i numeri di presenze per poterli gestire meglio. La criticità del centro è insita nel tipo di struttura, conclude il prefetto di Agrigento. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha avviato le vaccinazioni anti-Covid per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. I pediatri sono a disposizione per le somministrazioni negli ospedali di Agrigento, Licata, Ribera, Sciacca e Canicattì, in appositi ambulatori arredati in modo da accogliere allegramente i più piccoli. È possibile vaccinarsi oggi, giovedì e domani, venerdì, dalle ore 9 alle 13 e poi da lunedì prossimo, tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 9 alle 14. E martedì e giovedì anche nel pomeriggio. I giorni della somministrazione del vaccino per i bambini Il giorno della somministrazione del vaccino i bambini dovranno avere 5 anni compiuti e sarà necessaria la presenza di un genitore o tutore legale, il quale dovrà dichiarare di aver informato l'altro genitore. E gara di solidarietà per Ravanusa, un favarese disposto ad ospitare gli sfollati della tragedia nella sua villa. Eugenio Cairone. Un gesto pieno di amore, quello di Giuseppe Rizzuto di Favara nei confronti dei ravanusani. Rizzuto, ex vicepresidente del Consiglio Comunale, ha chiamato il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Ancelo, mettendo a disposizione degli sfollati la propria villa. Un gesto nobile, come lo ha definito lo stesso primo cittadino ravanusano. Sicuramente un altro esempio di come Giuseppe Rizzuto intende portare avanti la sua opera nel sociale. Di opere buone l'ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Favara ne ha fatte tante, come volontario della San Vincenzo, un impegno che lo vede in prima linea da 25 anni. Praticamente Giuseppe Rizzuto mette sempre il cuore in tutto quello che fa. Lui non è certo una persona magica, è semplicemente un uomo che dovrebbero imitare molti, soprattutto tra i politici. Avere pensato agli sfollati di Ravanusa, che stanno vivendo anch'essi il peso della tragedia, offrendo loro un degno riparo, dimostra ancora una volta la sua bontà d'animo. A Porto Empedocle il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni disabili non è attivo, e quanto denunciano alcuni genitori che lamentano di fatto una situazione di disagio e di completo abbandono. Solo grazie al volontariato garantito dal personale ASACOM gli alunni disabili delle scuole di Porto Empedocle hanno potuto aver garantito il loro diritto allo studio e a non sentirsi diversi e discriminati rispetto agli alunni normodotati, dice uno dei genitori. La speranza adesso una. Ci si augura che questa nuova amministrazione guidata dal sindaco Martello possa attivare immediatamente questo indispensabile servizio e rimediare alle gravi mancanze sin qui patite da tante famiglie che, oltre ad affrontare una dura realtà, vedono pregiudicati il sacro diritto allo studio dei propri figli disabili. Sciopero generale in Piazza Verdi a Palermo, la protesta dei lavoratori. Vogliamo garanzie per il nostro futuro. Palermo è una delle 5 piazze italiane della protesta di CGIL e UIL contro tutte le diseguaglianze. Vediamo.
Piazza Verdi a Palermo inizia a riempirsi già nelle prime ore del mattino. Un'ottantina di pullman arrivano in città da tutte le province dell'isola. È il giorno dello sciopero generale proclamato da CGIL e UIL e quella di Palermo è una delle 5 piazze italiane della protesta contro tutte le disuguaglianze, con Piazza del Popolo a Roma e Cagliari, Bari e Milano. Sul palco palermitano il segretario generale UIL Sicilia Luisella Lionti, il segretario generale CGIL Sicilia Alfio Mannino, il segretario nazionale UIL Tiziana Bocchi e il segretario nazionale CGIL Emilio Miceli. Si inizia con un monologo di Ernesto Maria Ponte su un brano da Conversazioni di Sicilia di Elio Vittorini e con i danzatori del Teatro Massimo, ma poi lo spazio è per la protesta contro la manovra e la politica fiscale del governo Draghi che, denunciano CGIL e UIL, taglia fuori da ogni beneficio l'87% dei contribuenti siciliani. Ma in Sicilia lo sciopero è un grido contro il lavoro precario, la denuncia del lavoro che non c'è o è a rischio. A mezzogiorno il maxischermo porta anche a Palermo le immagini di Piazza del Popolo e gli interventi dei segretari nazionali di CGIL, UIL, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. CGIL e UIL chiedono misure a favore dei redditi più bassi, recupero del potere di acquisto di salari e pensioni, pensione di garanzia per i giovani e i lavoratori discontinui, misure di sviluppo e occupazione a partire dal mezzogiorno, il contrasto al precariato, interventi per favorire l'occupazione femminile e giovanile. Per i sindacati è una finanziaria iniqua che mortifica soprattutto i soggetti più deboli e la sua modifica è un obiettivo prioritario soprattutto per il Mezzogiorno e la Sicilia che sono più in difficoltà. Oggi è un giorno importante per il sud, per l'Italia, perché questo sciopero deve un po' rivedere i programmi di questo governo, in quanto nessuno deve rimanere indietro, bisogna rivedere il cuneo fiscale sia per i pensionati sia per i lavoratori indipendenti, in quanto c'è tanta precarietà, dobbiamo assicurare ai giovani un futuro, se arriveranno anche alla pensione. A noi quello che dispiace è che malgrado la CGIL, la CISL e la UIL hanno sottoscritto una piattaforma unitaria, poi all'ultimo minuto si è diffilata un'organizzazione sindacale. Questo non ci permette di fermarci, noi andiamo avanti perché nessuno deve rimanere indietro. La Sicilia ne ha tanto di bisogno, c'è tanta disuguaglianza, per cui è importante questo sciopero che possa dare segnale forte a questo governo affinché possa rivedere il programma del piano di stabilità. Agostino Falanga, segretario generale della UIL Trasporti Sicilia. Oggi uno sciopero generale dovuto a che cosa? Dovuto al cercare di riportare una nuova giustizia in questo Paese. Dopo anni di crisi economica a cui si è aggiunta la pandemia, dopo l'accrescimento di tante disuguaglianze, della povertà, della precarietà, di tanta gente che in questi 2 anni ha perso il lavoro, ecco, noi vorremmo riportare un principio di giustizia, di equità sociale, di rispetto delle persone, non come numeri, non come voci di costo, ma persone in carne ed ossa che sono state gli artefici, le donne e gli uomini di quanto di bene il nostro Paese ha fatto e ha prodotto. Noi siamo per riaffermare questi principi di giustizia e di solidarietà sociale, ovviamente partendo dalla legge di bilancio e quindi dalle tante previsioni che lì ci sono, la pensione, il fisco, gli ammortizzatori sociali. Noi crediamo che per quanto riguarda il fisco le risorse vadano date interamente al lavoro, alle imprese in questi anni sono stati dati più di 170 miliardi, andavano dati, il sistema andava sostenuto, ma non li abbiamo dati senza controlli, senza condizioni. Questi 8 miliardi per noi devono andare essenzialmente solo al lavoro. Poi si parlerà di riforma del fisco e si dovrà partire dal problema più grande della riforma del fisco, ovvero sia quello finalmente di aggredire l'elusione e l'evasione fiscale. Poi certo bisognerà rivedere le aliquote IRPEF, di rivederle in modo progressivo, ma di farlo in modo tale
di dare risorse, ovviamente partendo dai salari più bassi e non certo come il governo ha fatto con l'ultima proposta. Per le pensioni noi speriamo di arrivare a lenire, a sanare la ferita della legge Fornero. Noi vogliamo che i 62 anni e 41 anni di contributi siano i due criteri chiari, i due pilastri della nuova riforma. Vogliamo una pensione di garanzia per tanti giovani che purtroppo hanno lavori discontinui e quindi hanno bisogno di cominciare ad essere sostenuti sin da oggi, e abbiamo anche bisogno di aiutare le donne che entrano e escono dal mercato del lavoro e che per motivi familiari, quindi il lavoro di cura delle donne deve essere una volta per tutte riconosciuto. Noi dobbiamo dare alle donne delle pensioni adeguate. Oggi è una giornata di sciopero, cosa chiedete? Chiediamo che ci sia una redistribuzione più giusta e più equa delle risorse. È la prima finanziaria redistributiva del nostro Paese, fatta a debito. Chissà quando, in quanto tempo e fra quanto tempo potremo avere una nuova finanziaria espansiva. È giusto che si parta da coloro i quali hanno sofferto di più, quelli che sono in condizioni più difficili, a partire da chi ha perso il lavoro, chi è dentro una crisi aziendale, chi è precario. Cioè pensavamo e pensiamo che la finanziaria in questa fase, in questo momento, dovesse raccogliere tutte le energie, tutte le difese necessarie perché la gente più debole venisse in qualche modo sostenuta e aiutata. Oggi è sciopero generale anche a Palermo, la Will Sicilia è in piazza. Scendiamo in piazza, sì, come tutte le 5 città, per rivendicare sempre le stesse cose: occupazione, sviluppo vero, investimenti, così come chiediamo una medicina territoriale per i nostri anziani e poi una battaglia con una legge, una riforma del fisco. È da più di 20 anni che la aspettiamo. Non possono pagare sempre gli stessi, i più poveri. Occorre quindi reinventare il paese, soprattutto fare qualcosa per far sì che la nostra isola non rimanga sempre più isolata. E Luisella Lionti, segretario generale della Will Sicilia a Palermo e Area Vasta. Uno sciopero importante perché deve definire, cambiare la linea del governo e portare più soldi nelle tasche dei lavoratori. Questo è l'obiettivo che noi abbiamo. Questa finanziaria invece va nella direzione opposta. Poi noi in Sicilia scioperiamo anche perché la disuguaglianza per la Sicilia è sempre più larga e va combattuta con interventi strutturali. Cancellate in diretta televisiva da Rosario Crocetta all'inizio del suo mandato alla presidenza della regione, da allora sono rimaste in un limbo, trascinando con sé le competenze mai dirottate verso altri enti. Sono commissariate dal 2013 le province in Sicilia, un disastro lungo 9 anni, fatto di 17 leggi approvate dall'ARS, una dietro l'altra. Ieri l'ARS rinvia di nuovo il voto delle elezioni di secondo livello che erano fissate per il 22 gennaio, in cui si sarebbero espressi solo sindaci e consiglieri comunali di liberi consorzi e città metropolitane. Il governo viene battuto in aula. Dietro la volontà di impedire l'elezione dei vertici c'è anche il tentativo di tornare all'elezione diretta con voto popolare, sfruttando una recente sentenza della Consulta che piccona la riforma voluta da Renzi e Crocetta nella scorsa legislatura. C'è il servizio. Il governo regionale va sotto all'ARS sul disegno di legge che rinvia le elezioni nelle ex province originariamente previste per il 22 gennaio 2022 e con presentazione delle liste nel giorno proprio di Capodanno. Musumeci sempre più solo, plastica immagine di un esecutivo ormai allo sbando, così commenta il Movimento 5 Stelle che incassa un inaspettato successo in aula, il sì all'emendamento proposto dalla deputata Giannina Ciancio, che introduce una novità nell'assetto dei liberi consorzi e delle città metropolitane, l'istituzione delle assemblee dei sindaci per il governo del territorio al posto dei commissari attualmente nominati dal governo regionale, un sistema inteso però come provvisorio nell'attesa delle elezioni che dovrebbero svolgersi non oltre agosto 2022. La necessità di rimettere mano al nodo nelle ex province era nata da una sentenza della Corte Costituzionale che
aveva decretato l'illegittimità della legge del Rio, che prevedeva la coincidenza del sindaco metropolitano con il sindaco del comune capoluogo della città metropolitana stessa. La soluzione individuata e condivisa dalle altre forze politiche, spiega, prevede che il controllo e l'indirizzo politico degli enti di area vasta passino ai sindaci, che dovranno costituire le assemblee dei liberi consorzi e le conferenze metropolitane, dotandosi di un regolamento provvisorio per il loro funzionamento, ad esempio le maggioranze per le deliberazioni. Si concluderà quindi la lunga stagione dei commissari che hanno gestito in toto questi enti, commenta la Pentastellata, sottolineando anche che si tratta chiaramente di un regime transitorio, ma che copre un vuoto lasciato dal governo, finora incapace di proporre una soluzione mediata con la maggioranza. Passa anche l'emendamento a firma del capogruppo PD Giuseppe Lupo, che prevede di insediare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge le assemblee dei liberi consorzi e le conferenze metropolitane di cui sono componenti tutti i sindaci facenti parte delle 9 circoscrizioni provinciali. L'insediamento delle assemblee dei sindaci nelle more della riforma resasi necessaria alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, commenta Lupo, consentirà ai primi cittadini la partecipazione diretta al governo delle ex province. Il presidente della regione in aula non c'era e nemmeno l'assessore per gli enti locali Marco Zambuto, così la contrarietà del governo per la piega presa dai lavori del Parlamento è stata rappresentata tutta dall'assessore al territorio e ambiente Cordaro, che ha definito, non senza irritazione, riforma il sistema introdotto dall'emendamento Ciancio. Il segnale politico che arriva da Sala d'Ercole è importante. Il parlamentare e segretario regionale del PD Anthony Barbagallo chiede ancora le dimissioni del presidente Musumeci. Questa sentenza, dice Marianna Caronia, parlamentare della Lega, intervenendo sempre in aula, ha di fatto rimesso nelle mani della politica la possibilità di fare scelte importanti invece di correre a un vuoto frettoloso. L'esponente del Carroccio si dice pronta a farsi promotrice di una legge che si basi su 3 punti cardine: elezione da parte dei cittadini sia del presidente della provincia sia del consiglio, riduzione del numero dei consiglieri rispetto al passato, introduzione della doppia preferenza di genere, in modo che anche in questi organi si possa lavorare con l'obiettivo della parità di rappresentanza per entrambi i generi. L'assessore regionale ai beni culturali ad Agrigento, Alberto Samonà, soddisfatto dei risultati raggiunti sia in termini di iniziative che di riscontri. La Valle dei Templi è premiata da tantissimi turisti che la scelgono come meta. Il nostro direttore Arturo Cantella. Assessore, colgo l'occasione per un bilancio, siamo a fine 2021, un bilancio della sua attività presso l'Assessorato ai beni culturali e identità siciliana, ma anche una prospettiva delle attività del prossimo. Ma il bilancio lo dicono i tanti cantieri che abbiamo aperto in tutta la Sicilia di restauro di beni culturali, i oltre 20 milioni che abbiamo messo sul restauro dei musei, i 14 parchi archeologici che finalmente hanno cominciato ad avere la tanto agognata autonomia, e questa estate i numeri dei visitatori, nonostante anche quest'anno è stato un anno Covid, tra virgolette, ci hanno dato ragione, la gente è tornata in Sicilia, è tornata a frequentare i luoghi della cultura, cosa importantissima. Il grande spazio che stiamo avendo nella comunità scientifica internazionale grazie agli scavi, agli studi e alle ricerche che le università di tutto il mondo vengono a compiere qui in Sicilia, fra tutti. Non è un caso che il governo regionale ha voluto porre nuovamente l'attenzione sul teatro antico della Valle dei Templi, uno dei tanti esempi, visto che siamo qui ad Agrigento. Sono tante le cose che abbiamo compiuto, ma sono ancora tante le cose che dobbiamo fare. Non dimentichiamoci che il 2022 è anche l'anno in cui si parlerà per tutti e 365 giorni di PNRR. Speriamo sia un'opportunità per tutti, perché il rischio a volte è quello che i territori non siano pronti a recepire. Faccio un solo esempio: sono in arrivo tanti soldi per i progetti sul recupero dei borghi storici. Speriamo che i comuni siano pronti con i progetti esecutivi per poter aderire ai bandi che saranno pubblicati da Roma. Ho fatto un esempio fra tanti, e quindi è un anno di lavoro che non cessa. Cerchiamo di goderci il periodo natalizio con un po' di serenità, perché fra tragedie, fra una pandemia che ancora
è lontano dall'essere risolta e fra i nostri tanti ragazzi che sono ancora costretti a volte a elemosinare un posto di lavoro, abbiamo bisogno di tanta forza e di tanta speranza. Seconda tappa del Festival dei Mestieri, l'iniziativa portata avanti dall'assessore di Agrigento Marco Vullo in tandem con Euroform è in programma sabato prossimo 18 dicembre a Fontanelle. Vediamo. Un momento di aggregazione con un'iniziativa dedicata al lavoro e ai mestieri organizzata dal Comune con Euroform nel quartiere di Fontanelle, che segue, ricordiamo, quella di Villa Seta di qualche mese fa. Sì, continua il tour di questo momento, diciamo, che Euroform insieme al Comune di Agrigento organizza in tutti i quartieri. Già siamo anche pronti per altre 2 tappe nel 2022, all'insegna di che cosa? Di quello che è il recupero di alcune situazioni legate alla dispersione scolastica, e qui Euroform si innesca perfettamente in un contesto sociale che nello stesso tempo potrebbe diventare opportunità e futuro per i giovani. Questo è un momento importante che questa volta trova tappa a Fontanelle, grazie alla collaborazione di moltissimi attori e istituzioni presenti nel territorio. Ne cito qualcuno: il Comitato di Quartiere Fontanelle in primis, la Caritas, Motorlife, il Comune di Agrigento, Euroform e tanti altri che stanno mettendo a disposizione le proprie risorse, le proprie caratteristiche e la propria disponibilità per fare un momento senza ombra di dubbio conviviale, ma soprattutto di riflessione, mettendo in campo tutti quelli che sono i mestieri che Euroform mette a disposizione, ma anche una opportunità e una visione di futuro rispetto alle attività lavorative di un mondo giovanile che sfortunatamente oggi, soprattutto a causa della pandemia, sta vivendo un momento di difficoltà. Un momento importante per Euroform, dopo Villa Seta si torna a Fontanelle. Ecco, qualche dettaglio sull'iniziativa? Siamo alla seconda puntata, è un'attività concertata con l'amministrazione, che ringrazio il sindaco e tutta la sua giunta, e in particolare l'assessore Vullo, molto sensibile allo sviluppo locale della città e al recupero di certi valori sociali, culturali, scolastici e soprattutto professionali che sono orientati verso i giovani. Noi siamo una scuola dei mestieri, agiamo in questa città da diversi anni, ma siamo presenti un po' dappertutto, in quasi tutto il territorio regionale. Siamo abituati a collaborare con le scuole, ma soprattutto con le amministrazioni, per sensibilizzare i giovani e le famiglie e orientarli verso, diciamo, i mestieri. Alcuni mestieri purtroppo sono scomparsi in questi anni, quindi il Ministero, attraverso l'Unione Europea e la Regione Siciliana, vuole incidere fortemente sui territori, quindi orientando, dicevo, questi ragazzi, ovviamente. Così combattiamo la dispersione scolastica e ci occupiamo di inclusione sociale, tematiche oggi molto sentite, anche a causa anche dell'effetto Covid, che ha allontanato i ragazzi sempre di più, diciamo, dalla scuola. Ecco, in questo noi ci siamo, desideriamo fortemente incidere nella nostra città di Agrigento, ma anche in altre realtà, essendo a braccetto con molte amministrazioni e in quello che è l'auspicio dell'Unione Europea di partire dal basso per arrivare a una programmazione concertata con i giovani e orientarli verso la creazione di imprese. In questo, diciamo, siamo collegati con il mondo dell'associazione imprenditoriale, con la CNA, che ringrazio, il direttore Claudio Spoto, orientando i ragazzi, dicevo, a creare impresa, quindi in questo modo si crea sviluppo, si crea ricchezza e si crea occupazione. Questo è l'auspicio più grande che noi desideriamo. Ringrazio anche tutti gli attori coinvolti, la parrocchia con Don Andrea, il comitato di Fontanelle, la scuola media di Fontanelle e le imprese che sono collegate in questa attività. Non solo mestieri ma anche solidarietà, ci sarà spazio per l'associazione Motorlife? Esattamente, siamo stati ben lieti di accettare l'invito di Euroform e dell'amministrazione comunale e saremo presenti a portare il nostro messaggio di inclusione sociale. Saremo presenti con la nostra moto e porteremo tutti i bimbi, disabili e non, perché nei nostri eventi non esiste la disabilità, e faremo conoscere e porteremo ancora ad Agrigento la mototerapia. Per noi è importantissimo l'inclusione, come ha detto proprio lui, è importante che si annullino le barriere disabilità e non disabilità.
Oltretutto io porterò il mio messaggio, ovvero che niente è impossibile e soprattutto l'amore per la vita. Ecco, la sua presenza qui in questa iniziativa? Sì, io sono stata coinvolta sia dall'assessore Marco Vullo che dal direttore Toto Licata, che ringrazio entrambi. Ho avuto l'onore di seguire questo progetto sin dall'inizio. È stato un progetto che abbiamo pensato sin da subito come un progetto itinerante che coinvolge tutti i quartieri. Infatti ora siamo arrivati alla seconda tappa di questo tour dei mestieri, protagonista il quartiere di Fontanelle. È un lavoro importante rivolto ai giovani della nostra città, ai giovani dei nostri quartieri, per aiutarli a scegliere, a decidere, a costruirsi il proprio futuro e il proprio mestiere. Saremo presenti non solo con queste giornate di aggregazione, ma in maniera più permanente, per così dire, offrendo alla comunità 2 servizi importanti che sono lo sportello di ascolto o di orientamento, per meglio dire, per supportare i ragazzi di terza media nella scelta delle scuole superiori in base alle loro attitudini, le loro abilità e anche ai loro progetti futuri, e anche il servizio di doposcuola per aiutare i ragazzi di terza media nello studio del loro programma scolastico in vista appunto degli esami di terza media. Panettiere di Cammarata e vicepresidente di Confcommercio per la provincia di Agrigento è Giuseppe Zimbardo a ricevere il premio Arti del Gusto Italy. Arturo Cantella. Importante riconoscimento per Giacomo Zimbardo, il panettiere di Cammarata, vicepresidente di Confcommercio per la provincia di Agrigento. È stato premiato a Milano con il riconoscimento di Arte del Gusto. Durante la cerimonia di premiazione il professor Carlo Franza, storico dell'arte moderna e contemporaneo e presidente della giuria, ne ha esaltato le doti artigiani dell'agrigentino. A consegnare il premio Francesco Caporese, vicepresidente Ordine dei giornalisti della Lombardia. Italiana di profilata eccellenza che da anni lavora per tradizione nel settore gastronomico, ancorata alla valorizzazione del commercio di prodotti siciliani di altissimo livello e acquisendo un primariato per il Made in Italy. Per la spiccata esperienza e professionalità a Giacomo Zimbardo e al suo laboratorio panificio, questo premio di Arte del Gusto Italy che certifica sia il brand italiano di peculiare eccellenza che la denominazione di azienda leader nel settore alimentare. Grazie. Ritorno da Milano con grande soddisfazione, ho preso un premio internazionale sull'esaltazione del gusto dei nostri prodotti, soprattutto dei prodotti siciliani. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie e soprattutto i miei collaboratori. Grazie. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. L'imprenditore messinese che ha costruito un impero con le cooperative di assistenza ad anziani e disabili è accusato di aver investito soldi illeciti provenienti dal clan mafioso dei barcellonesi. Le indagini della polizia hanno portato a un maxi sequestro di beni pari a 100 milioni di euro per Giuseppe Busacca. Il provvedimento riguarda 16 società, una sala ricevimenti, un albergo e alcune ville. I dettagli nel servizio. Un provvedimento di sequestro beni per circa 100 milioni di euro è stato eseguito dalla Polizia di Stato e dalla Procura della Repubblica di DA presso il Tribunale di Messina. L'operazione è il frutto dell'attività investigativa seguita all'inchiesta nota come Gota 7, conclusa nel dicembre del 2017 e in particolare ha attenzionato uno dei soggetti tratto all'epoca in arresto per concorso esterno nell'associazione mafiosa dei cosiddetti barcellonesi. Si tratta di un infermiere oggi in pensione, già consigliere comunale presso il comune di Milazzo, condannato con sentenza non definitiva, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Secondo l'accusa, l'uomo, grazie al suo pregresso ruolo di pubblico amministratore, avrebbe consentito al sodalizio di ottenere l'aggiudicazione di appalti pubblici ed aziende di proprietà dei sodali, nonché individuare le aziende che, assegnatarie di altri lavori pubblici, venivano sistematicamente sottoposte ad estorsione. Grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in parte riscontrate nel tempo dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, emergeva anche il suo ruolo di presunto gestore di alcune attività imprenditoriali nel contesto ricreativo e ristorativo, in realtà riferibili ai boss del sodalizio. Le indagini patrimoniali, finalizzate all'elaborazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, finalizzato alla confisca, formulata congiuntamente dalle due autorità proponenti, hanno assunto
presentato una specifica peculiarità in quanto sono state condotte dalla divisione anticrimine della Questura e dal Servizio Centrale Anticrimine parallelamente ad una complessa attività di indagine penale nella quale sono state condotte attività tecniche di intercettazione telefonica e ambientale, nonché effettuati accessi presso istituti creditizi e varie perquisizioni. Nell'ambito delle attività di indagine patrimoniale sono state cristallizzate le condotte di un ulteriore soggetto, noto imprenditore milazzese attivo da moltissimi anni nel campo della pubblica assistenza e della formazione, titolare di numerose cooperative sociali, agricole e faunistiche. Le attività espansive sul territorio, sempre secondo l'impianto accusatorio, erano state successivamente finanziate grazie ad un imponente giro di presunte false fatturazioni per operazioni inesistenti, anche in questo caso gravanti su pubblici contributi derivanti da appalti per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali a Messina, Milazzo, Taormina e numerosi altri comuni messinesi, catanesi, sardi e addirittura romani. Agli stessi soggetti e ad altri presunti prestanome individuati in corso di indagine patrimoniale e giudiziaria erano riferiti, emerge sempre dall'inchiesta, beni e consistenze relativi a numerose attività ricreative, alberghi, strutture ricettive, cooperative sociali, agricole e faunistiche, immobili anche di pregio, nonché consistenti beni strumentali e importanti somme di denaro trasferite all'estero quali ricavi della presunta attività illecita. Per i due indagati, oggetto di esecuzione dell'odierno provvedimento di ablazione patrimoniale, le indagini hanno inoltre disvelato la loro partecipazione a super società di fatto e strutture societarie piramidali destinate a dissimulare l'origine illecita dei capitali e il loro reimpiego in attività economiche apparentemente lecite, oltre che a dissimulare il circuito illegale del denaro tramite la creazione di società cartiere. Le risultanze delle indagini hanno consentito di formulare contestualmente una proposta di applicazione delle misure di prevenzione personale della sorveglianza speciale nei confronti dei due soggetti menzionati sulla base della rilevante pericolosità sociale degli stessi. Il valore dei beni, gli assetti societari e le attività oggetto dell'odierna esecuzione patrimoniale è stimato in circa 100 milioni di euro. Con riferimento ai conti esteri è stata attivata per la prima volta nell'area messinese la procedura del congelamento dei beni introdotta dal regolamento dell'Unione Europea. A Palermo oltre 100 dosi tra cocaina, hashish, marijuana, 10 litri di fertilizzante e 3 lampade alogene per la coltivazione indoor di canapa indiana sono state scoperte dai carabinieri del comando provinciale del quartiere Zen 2 in un locale di un condominio. Sono in corso indagini per individuare i responsabili. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 150 grammi tra cocaina, hashish e quasi 500 euro. La droga è stata consegnata al laboratorio analisi del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo per le analisi tecniche. Nel corso dei controlli antidroga sono stati arrestati a Palermo dai Carabinieri anche 4 presunti spacciatori, il primo sempre allo Zen, poi il secondo in pieno centro a Palermo grazie ai cani antidroga, il terzo pusher è stato bloccato nella zona di via Monte Pellegrino e un quarto a Isola delle Femmine. Consiglio comunale congiunto delle città di Castellammare del Golfo ed Alcamo per discutere del crollo del ponte sul fiume San Bartolomeo. C'è il servizio. Alle volte le cosiddette situazioni complicate alla fine poi determinano delle controreazioni che sono senz'altro positive. Credo che sia una delle pochissime occasioni, se non l'unica occasione negli anni in cui due consigli comunali assieme si confrontano per lavorare sul territorio. Queste due comunità, che sono ormai un'unica comunità, seppure con natura diversa, con obiettivi diversi per certe cose, cominciano a lavorare assolutamente assieme. Questo è l'aspetto veramente positivo. Quello che è avvenuto è qualcosa di estremamente grave. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone. Questa sera dobbiamo confrontarci per rilanciare un po' una serie di iniziative sul territorio, perché i danni non sono stati solo ed esclusivamente sul ponte, ma c'è un territorio che a causa della grave esondazione e delle gravi condizioni meteo è in ginocchio. Chiamiamo in aiuto anche la deputazione nazionale, quella regionale, abbiamo avuto disponibilità, abbiamo fatto dei sopralluoghi anche con ANAS, Protezione Civile, Genio Militare, la Prefettura ci è stata vicino, ma un grazie particolare in questo momento lo devo indirizzare non tanto a quelli che lo devono fare per dovere,
ma a quelli che lo fanno per missione, quindi all'Associazione di Protezione Civile, nonché la Croce Rossa Italiana. Da questa sera verrà fuori un documento redatto congiuntamente tra le due assise consigliari. Deve assolutamente venire, dobbiamo assolutamente dare ampio mandato e sostegno ai sindaci di questo territorio, nonché ai presidenti dei consigli comunali, sia di Castellammare che questa sera ci ospitano, che è quello di Alcamo, per tenere alta e viva l'attenzione su questo problema. Un intero territorio. Noi siamo un territorio a forte vocazione turistica e non possiamo permetterci di stare 1, 2, 3 anni con un ponte del genere crollato, non possiamo dividere territori di Alcamo e Castellammare perché ormai lavorano e vivono senza soluzione di continuità, per cui abbiamo il dovere morale di tenere alta l'attenzione, la politica, la deputazione regionale e nazionale deve fare il suo dovere, la burocrazia deve essere immediatamente, non dico spazzata via perché le regole vanno rispettate, però dobbiamo cercare di essere celeri e dobbiamo, ripeto, mantenere alta e viva l'attenzione su questo ponte. Il Morandi in Liguria insegna: se si vuole i tempi vengono abbattuti. Ringraziando Dio non abbiamo avuto la tragedia dal punto di vista umano come in Liguria. Abbiamo però una grandissima opportunità, quella di riuscire a realizzare un'opera in tempi rapidi senza la tragedia umana. Dobbiamo evitare assolutamente che qualcuno possa dire: se non ci scappa il morto, la politica non è in grado di intervenire con i tempi celeri. Viene a bloccare un'economia che negli ultimi anni è stata fatta di tanti investimenti ambo le parti sulla zona di Scoperlo. Tanti sono gli alcamesi che d'estate dalla zona Alcamo Marina vengono a tutelarsi ciò che hanno investito su Castellammare, ma non solamente. Sia Alcamo che Castellammare con quel ponte riuscivamo comunque a collegare l'economia, sia a livello di turismo, di poter lavorare, perché considera che ci sono un sacco di lidi, sia dal lato di Alcamo Marino che dal lato di Castellammare. B&B, le case vacanze, le pensioni. Dobbiamo pensare un po' a tutti, appunto. Considera che era anche una strada che consentiva di evitare il traffico veicolare che c'è durante l'estate e che viene tutto concentrato alle rotonde principali di Castellammare anche per raggiungere città vicine. Spero che si trovi una soluzione immediata, che la Regione ci dia una mano a trovare anche una soluzione temporanea, dico. Non dobbiamo puntare sui sogni, dobbiamo essere reali, di conseguenza dobbiamo sapere che cosa ci comporta costruire un ponte nuovo. Intanto nell'immediato dobbiamo trovare una soluzione che comunque consenta. Prima di quest'estate. Assolutamente no, prima di subito, non prima di quest'estate, perché considera che anche il periodo invernale c'è la necessità di collegare questi due territori e noi dobbiamo comunque avere un rapporto tra Castellammare e Alcamo continuo. Faccio strada sempre Alcamo-Castellammare tutti i giorni e come me ce ne sono tantissimi. Via libera al bypass sul viadotto Ritiro a Messina. Autostrade Siciliane da domani al lavoro per la costruzione della bretella che ridurrà da 10 a 3 km il doppio senso di circolazione indispensabile per l'ultimazione del viadotto in costruzione sull'autostrada A20 Messina-Palermo. La decisione, proposta dai tecnici di Autostrade Siciliane, è stata condivisa al tavolo del Comitato Operativo Viabilità, convocato presso la Prefettura di Messina, con gli esperti della Polizia Stradale e del Comando dei Vigili del Fuoco. Il cronoprogramma dei lavori, eseguiti dalla Toto Costruzioni, fissa alla fine del mese di gennaio l'ultimazione e il collaudo della carreggiata lato valle del viadotto Ritiro, che sostituirà definitivamente i 950 metri del vecchio viadotto. Questa nuova corsia accoglierà i mezzi in transito e nel frattempo il lavoro di tecnici e operai si concentrerà contemporaneamente sulla realizzazione della campata lato monte e del nuovo bypass, che sarà pronto per la metà del mese di marzo. Quest'ultimo, realizzato in cemento armato nei pressi della Galleria Baio, metterà in comunicazione le due carreggiate già a fine marzo, permettendo uno scambio che porti i mezzi a viaggiare in doppio senso solo per 3 km. Inoltre, per garantire la massima sicurezza della tratta, Autostrade Siciliane dislocherà nei punti cruciali le proprie squadre di monitoraggio e pronto intervento sino alla chiusura definitiva del cantiere prevista per il prossimo autunno. Il via libera da parte del COV al bypass nel cantiere del viadotto Ritiro rappresenta, scrivono i rappresentanti della UIL Messina, una scelta di buonsenso e una buona notizia per i cittadini messinesi e dell'intera provincia, nonché il riconoscimento della giustezza della proposta presentata dalla nostra organizzazione sindacale con il coinvolgimento dei sindaci della zona tirrenica. Ridurre con il bypass gli enormi disagi che si sarebbero avuti con il progetto iniziale, che prevedeva ben 10 km di doppio senso di circolazione
Su un'unica corsia da Villafranca a Boccetta aiuterà, concludono i sindacalisti, i tanti lavoratori, studenti e le numerose imprese produttive a mitigare il disagio da troppo tempo patito per le lunghe code sulla A20 che giornalmente riscontriamo da e per Messina. Siamo allo sport, calcio, l'Akragas esce dalla Coppa Italia. Carmelo Lentini. Quella vista al Seneto tra Akragas ed Oratorio Marineo è stata una gara thrilling che ha visto lottare aspramente per il passaggio del turno di Coppa Italia. Alla fine l'hanno spuntata gli ospiti del tecnico Giuseppe Tumminia, che dopo aver pareggiato i conti al 95esimo, sulle ali dell'entusiasmo hanno poi vinto la lotteria sui calci di rigore. E dire che la gara si era anche messa bene per l'Akragas, che al sesto, con un perfetto diagonale di Plestia, riusciva a passare in vantaggio. Sembrava tutto sin troppo facile, invece nel secondo tempo la compagine dei tempi entra in sofferenza ed a stento riusciva a trattenere le folate offensive degli ospiti. Ed è così che su un tiro da calcio d'angolo, con tutto il Marineo in area cragantina, riusciva a mettere dentro Commaggio. Forse ci sarà stato un fallo sul portiere di Carlo, ostacolato al momento della presa, sta il fatto che l'arbitro non vede e ritiene il gol regolare. Gli animi si innervosiscono e a farne le spese è il difensore Dubois, che becca il secondo giallo e viene espulso. Si va alla lotteria dei calci di rigore ed è l'Oratorio Marineo a segnare più reti dal dischetto. 3-4 il risultato finale. Ma sia stata una vera disfatta per le uniche squadre agrigentine partecipanti alla Coppa Italia. Il cammino dell'Akragas e Pro Favara si è fermato ai quarti, rispettivamente con l'Oratorio Marineo e il Mazara. Per quanto riguarda la squadra di Tudisco, l'impresa di segnare 2 reti e non subirne alcuno rappresentava un'impresa difficile da raggiungere, ma ci ha provato ed è uscita a testa alta dal Vaccara. Padrone di casa subito in vantaggio al quinto con Melia, pari di Peppe Fallea al 33esimo e poi il gol vittoria di Guaiana all'80esimo. Siamo con il tecnico della Pro Favara, Francesco Tudisco, al termine della gara che si è disputata al Nino Vaccara tra Mazara e Pro Favara, terminata 2-1 in favore della formazione canarina. Mister, innanzitutto un doppio confronto che vi ha visto perdere sia la gara d'andata che quella di ritorno. Oggi però la gara è sembrata particolarmente combattuta in certi frangenti. Sì, ce la siamo giocata anche se eravamo un po' rimaneggiati visti gli infortuni di domenica, quindi abbiamo schierato tanti ragazzini, tanti under, però tranne diciamo i primi 15 minuti dove si è partiti malissimo e loro giustamente immediatamente sono passati in vantaggio, il Mazara, e ha avuto anche qualche altra occasione, però poi ci siamo svegliati, abbiamo avuto una reazione, abbiamo cominciato a giocare, ci siamo messi in maniera diversa in campo e poi il secondo tempo potevamo anche fare qualcosa in più. Il rammarico rimane perché quando esci da una competizione, quando perdi anche dopo una prestazione importante come domenica scorsa, il rammarico ci sta, però non ho nulla da rimproverare, i ragazzi hanno dato tutto. Arrivavate da una prestazione importante, da un pareggio importante in casa della capolista Akragas nel derby, adesso invece vi apprestate, tutti si apprestano a concludere il girone di andata, se non erro ospiterete il Casteltermini. Comunque avete finora conquistato un buon bottino in campionato. Sì, un rollino di marcia importante, positivo, una crescita di questi ragazzi che sono encomiabili, come ho detto in altre circostanze. Domenica ci aspetterà un'altra battaglia, un'altra gara difficile contro una squadra che domenica ha vinto, una squadra che comunque agguerrita, che si vuole salvare. Queste sono le partite più difficili da parte nostra. Noi cercheremo di recuperare qualche infortunato, anche perché siamo ai minimi termini, cercando di chiudere l'anno, il giorno d'andata, in maniera positiva. Per quel che riguarda l'uscita della Coppa, avevate comunque finora anche qui avuto un ruolino di marcia encomiabile, facendo fuori squadroni, veri e propri squadroni. Se non erro avete avuto la meglio contro Canicattì prima e Nissa poi. Dopo, sì, esatto. Abbiamo fatto, anche se io sono arrivato in un secondo momento, solamente con la Nissa, diciamo, sono stato presente in panchina, quindi peccato perché i ragazzi ci credevano, anche se realmente su 2 competizioni
e porta via parecchie energie nervose, mentali, fisiche, e quindi noi non siamo tanti, siamo una squadra molto giovane, siamo una squadra che comunque punta principalmente al campionato, però ripeto, non c'ho nulla da rimproverare ai ragazzi perché hanno dato tutto quello che potevano dare. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.